Lei ha sempre gestito questo comune come la sua famiglia, con tenacia, amore e dedizione completa. Le persone prima della politica. Così Mirella Cogo amministrava la sua città. Si è spenta improvvisamente nella notte di lunedì all'età di 70 anni dopo una lunga battaglia con la malattia. Ha portato i valori della famiglia qui in municipio. Lei c'è sempre stata non solo per noi amministratori, non solo per i dipendenti comunali, ma per tutto il paese. Lei veniva qui tutti i giorni al mattino, restava qua fino a tardo pomeriggio, accoglieva tutti. Tenace e fedele alla sua Schiavon, come una brava madre ha saputo guidare amorevolmente nei 3 mandati da sindaco. Ha lavorato fino all'ultimo giorno senza mai dare un segno di debolezza e portandosi dentro la sua sofferenza, ma sempre con il sorriso sulla bocca. Lascia il marito Graziano, i figli Giulia e Marco e i 2 nipotini. Cosa le mancherà maggiormente di Mirella? Manca la sua caparbietà, sicuramente la sua tenacia di portare avanti i progetti senza farsi frenare dalla burocrazia, da tante cose che purtroppo in municipio e nella pubblica amministrazione ci sono. Ciò che riconosco di più nella figura di Mirella è soprattutto il fatto di dire: non preoccuparti, ti insegnerò io a continuare in questa strada. E l'approccio che ha avuto con me Mirella è l'approccio che ha avuto con tante altre persone, il fatto di farsi molte volte madre di tante persone. Paziente, vedeva sempre il meglio delle persone e cercava di risaltarlo. Se ne va via un'amica, un punto di riferimento, una maestra di vita. Se dovesse lasciare un messaggio a Mirella in questo momento, che cosa le direbbe? Sei stata una grande donna, una grande mamma e un grande sindaco.